occasione della festa della donna mi è venuta l'idea di scrivere questa canzone, un vero capolavoro, forse il più grande dei miei capolavori, che dedico a tutte le donne del mondo. Ascolta, tu donna di qualunque ceto, razza o religione, perché ti dedico con tutto il mio cuore queste rime fatte per te con tanta passione, per darti prestigio e tanto onore. Scusami tanto se te lo fate tu in mentrico o se schietta maritato zita, ma la pura verità ti dico di ciò che una donna incontra nella vita. Alle prime di marzo esattamente questa canzone cominciai a fare, la festa della donna era imminente e a tutte le donne allora si dedicati. Donna non sai tu quanto vale, dono su mondo si l'essenziale. Donna non sai tu quanto vale, dono su mondo si l'essenziale. Certo che sei l'essenziale, perché la donna è amore, vita e speranza, ma spesso non viene ritenuta tale, perché non teniamo conto della sua importanza. Se donna ti sente veramente e problemi ne hai avuto tanti, ascolta queste parole sentimentalmente, che ti danno più forza per andare avanti. Se malo destino a te t'ammatte, la vita sei fatta di difficoltà. L'importante donna che non t'abbatti, e fonde con coraggio e dignità. Se esperienza poca ne hai, stai sempre attenta come un necchio nei guai. Se esperienza tu poca c'hai, stai sempre attenta come un necchio nei guai. Come un guai ce ne sono assai, anzi assai uni. Ma quando è già passato non lo può capire, ma chi ha sofferto tanto per una ragione gli ha tanto da raccontare e dire. La donna è madre di vita che l'umanità crea, con amore la cresce avanti la porta, ma spesso è trattata peggio di un'ebrea, sopraffatta e violenza sopporta. Ma intanto ad ogni amore è divertimento, che l'uomo appressa a cercare, se ma sua compagna n'altro si sente, perché l'amore lo fa ringiovanire. Non tutti quelli che stanno insieme sono felici e si vogliono bene. Non tutti quelli che stanno insieme sono felici e si vogliono bene. Ma quanti problemi, anche se le donne non sono tutte uguali, e questo tutti lo sappiamo. Ci comporta bene, ci comporta male, ma spesso in tempo non ce ne accorgiamo. L'uomo è il sesso debole veramente, che essendo maschio pensa di comandare idolo, mentre la donna con il suo fascino e i suoi talenti se lo porta per mano come un biccerino. L'uomo si sente pieno di intelligenza, ma solo non è nulla, la sua testa spasa. La donna è piacere, non può stare senza, è lui vero gioiello della sua casa. E la famiglia va sempre avanti, se c'hai una donna che pregio è navigante. E la famiglia va sempre avanti, se c'hai una donna che pregio è navigante. Tante purtroppo non sono contente della loro unione e vanno avanti a via di scagione, vittime d'orgoglio e di incomprensioni, e in ogni cosa vogliono ragioni. Ma io che la donna consiglio a te, all'uomo sempre la sapere pigliare, di fronte al problema più grande che ci sia, credici sopra e non ci fare passare. Pensare che la vita è un'esperienza che l'essere umano in questo mondo fa, ma di significato sarebbe senza, mancando sacrifici e difficoltà. Se c'è amore nei momenti brutti, a superarli ce la facciamo tutti. Se c'è amore nei momenti brutti,
a superarli ce la facciamo tutti. Perché in questo mondo non ci troviamo per caso. La vita è un'esperienza che ci mette alla prova e il nostro spirito ne viene migliorato superando le difficoltà che trova. Se sei una donna bella che guardare te fai e sei ammirata da chiunque sia, puoi stare tranquilla che una vai, ogni porta si apre con te. Perché la donna è come una bicicletta e fa in giro per l'uomo in gioco, ma spesso a butta appiccica di sigaretta dopo che l'uomo arriva all'uso scopo. L'uomo se ne esce una bella scusa, la donna resta malata e delusa. L'uomo se ne esce una bella scusa, ma la donna resta malata e delusa. Se si carusa spesso le tue idee non sono chiare e puoi incontrare uomini gentili e galanti, ma con tutto quello che succede attenta a stare perché in giro mostri ce ne sono tanti. Se sei innamorata perdutamente il tuo cervello è come quello della gallina, ma se sbagli uomo presto te ne penti e hai perduto tempo a non capirlo prima. Bambina senza testa ragiona ad ogni costo, specie se al matrimonio tu vuoi pensare, perché avere il marito con la testa a posto, ma la famiglia avanti a sapere portare. Se non sei convinta profondamente, meglio stai zitta oppure complimenti. Se non sei convinta profondamente, meglio stai zitta oppure complimenti. Almeno così non ti costa niente, perché se te mariti bella figura vuoi fare. Ti costa un sacco di soldi badando tanta gente e poi va a finisce all'avvocato per divorziare. Se ne capitano spesso uomini malati di sesso che non meritano neanche la tua compagnia, perché dopo che della donna se ne sono approfittati cercano di dare il celufoglio di via. Non ce ne sono più sani principi nella nuova generazione. Oggi sono di moda il lusso, le corna e le separazioni. Ma i sentimenti d'oggi non sono quelli di ieri e neanche possono essere più quelli di domani. Le storie dei nostri nonni, affascinanti e veri, ci sembrano favole dei tempi assai lontani, quieti natura sentimentali, e i tempi d'oggi si ci trova male. Quieti natura sentimentali, e i tempi d'oggi si ci trova male. Per un incontro casuale del destino o perché perdutamente ti innamori, mi dispiace tanto se un uomo vittima di vizi hai vicino e tu a soffrire per il dolore. Magari che il tuo uomo tutti i vizi del mondo potrebbe avere, accoglierlo sempre con pazienza e cuore. Spesso i suoi vizi non sono un semplice piacere, ma sono segni di disagio interiore. Per favore il rimprovero tu donna deve evitare, il rimprovero peggiora la situazione, perciò se fuori d'un vizio tu un uomo vuoi trarre, devi avere sempre amore e tanta comprensione, perché ogni vizio, ogni dipendenza sono lo sfogo da propria sofferenza, perché ogni vizio, ogni dipendenza sono lo sfogo da propria sofferenza. Si sa per esperienza che se un matrimonio per interesse fai, per avere lusso e soddisfazioni, tu felicità non ne vedi mai, perché furono false le tue intenzioni. Si dice che i soldi fanno venire la vista agli orbi, ma chi per denaro si è sposato sarà sempre comandato. Donna sei preziosa, se ne essere eccellente, quando con l'uomo a letto l'amore fai volentieri, ma se ti trovi incinta inaspettatamente, sarai futura madre e secchina di pensieri. Se insieme all'uomo donna di mente, o prima o poi tu madre ci diventi. Se insieme all'uomo donna di mente, o prima o poi tu madre ci diventi. Donna, ricordi la tua gioventù e le tue prime esperienze, ricche di emozioni e di felicità. Avrai sicuramente nostalgia di quei vecchi tempi, ora che sei più grande d'età e lotti contro la realtà.
Se concepisci un figlio comunque lo devi portare avanti, anche se è un'avventura nascostamente, perché ingiustizie nel mondo ce ne sono tante, sui bambini vittime innocenti. Diventare madre è la più grande gioia, l'esperienza più bella di madre natura. Infatti Dio condanna chi è vile e boia, che l'infanzia maltratta e non se ne cura. Chi già è madre lo può capire, di che la gioia è il nostro avvenire. Chi già è madre lo può capire, di che una gioia è il nostro avvenire. E quante cose brutte si sentono dire su donne sole, smarrite, abbandonate, confuse, che non sanno dove partorire. E ci sono donne che figli ne possono avere, nonostante qualsiasi cura. Una donna quindi come può un figlio partorire per abbandonarlo nella spazzatura? Perché i nostri figli sono angeli viventi, sono la vera gioia che ogni coppia ha. Spesso cresciuti con sacrifici estendi, portano in famiglia la felicità. Ma se i genitori contrasti hanno, pure i bambini ricevono danno. Se i genitori contrasti hanno, i picciritti ricevono danno. E non mi stai sbagliando, perché se dell'infanzia hanno ricordi brutti, la cosa non facilmente si risolverà. Un giorno saranno persone adulti, ma avranno disturbi nella personalità. Infatti sti insegnamenti sono per tutti, o siete mamme o siete papà. I nostri figli saranno preziosi frutti che la provvidenza ci regalerà. Mi dispiace tanto sentirlo dire, quando una donna figli non può dire. L'importante donna che non ti arrendi mai, se c'è il destino tuo figlio ce l'avrai. Ed è bene che lo sai, di non farti coinvolgere su ciò che vedi in televisione e nei giornali, che per avere successo la donna si mostra nuda, senza casa a frutta. Cerca di averlo un po' di morale, perché non solo il sesso è chi lo conta, anzi può essere causa di malattie mortali e tu finisci in una strada che non spunta. Il sesso, se ne è accompagnato dai sentimenti, niente vale, sarai sempre vuoto interiormente e vai verso un degrado fisico e morale. Madonna, sei regina di tutti i tempi, protagonista di poesie e romanzi, storie drammatiche passate e presenti, e donne missionarie più bene tutte quanti. L'amore è forza divina, come il sole che spunta ogni mattina. L'amore è forza divina, come lo sole che spunta ogni mattina. Ormai donna tutto tu puoi fare, hai tutti i diritti nella società, ma stai sempre a te la nostra fare, sanno che perdi la tua femminilità. La simpatia a prima vista attira l'uomo verso la tua conquista. La simpatia a prima vista attira l'uomo verso la tua conquista. Donna, sei saporita, sei dolce e ammaliante e non avere mai paura dell'età. Basta che sai essere raffinata e elegante, avrai sempre qualcuno che ti coccolerà. Se hai un carattere dolce e accogliente, sarai una donna amata veramente. Se c'hai un carattere dolce e accogliente, sarai una donna amata veramente. Ti guardi allo specchio se sei bella o brutta, ma chi su ripeto poca importanza ha. L'importante è chi gioca c'è sotto, il tuo grande cuore, la tua personalità.
le vere ricchezze che donna hai sono dentro te, ma forse non lo sai. I veri ricchezze che donna c'hai su dentro te, ma forse tu non sai. Tu donna arrivata ad una certa età, sopra la tua vita incominci a pensare che nonostante l'impegno, la tua volontà, ancora hai tanti sogni da realizzare. In ogni cosa che donna fai, comanda il destino, non lo scordare mai. Eri bambina, ora sei donna, sarai mamma e magari nonna. Spero ogni figlio un giorno sarà, hai il sostegno da tua anzianità. E i genitori un giorno saranno e i tuoi figli grazie mamma ti diranno. E i genitori un giorno saranno e i tuoi figli grazie mamma ti diranno. Diventare mamma è la cosa più bella al mondo e mi dispiace tanto quando una madre ne è delusa dei propri figli. Non lo auguro proprio a nessuno. Auguri donne!